Questo voi come lo chiamate? E mi direte pomodoro. In realtà io potrei dirvi che è un pomme d'amour. E vi dico perché? Perché nella Francia del 1500 la pianta del pomodoro era considerata una pianta ornamentale ed era buona norma regalare alle dame una pianta di pomodoro ricca di tutti i suoi frutti, in quanto le signore la potessero accudire e pensare quindi all'amato che le aveva omaggiato di questa bellissima pianta. In realtà la pianta del pomodoro è una pianta che ha origini nel Sud America e trova la sua massima diffusione passando per la Toscana, però trova la sua massima diffusione nella Sicilia. Infatti è dalla Sicilia che arrivano le maggiori ricette che prevedono l'utilizzo di questo pomodoro in diverse maniere. I pomodori per la passata, la confettura di pomodori, il sugo di pomodoro, il pomodoro a cubetti, il pomodoro a confit come è nelle ultime ricette. Sapevate poi che anche nella nostra regione e nel Veneto c'è un'attenzione particolare per quello che riguarda il pomodoro e soprattutto nella zona del Veneziano, nella zona di Cavallino Tre Porti. Infatti il pomodoro DOP della zona del Cavallino è un prodotto DOP. Se anche voi conoscevate quindi qualche curiosità dedicata a questo pomme d'amour, vi invito a scriverla qua sotto e a darmi le vostre indicazioni. Io per il momento continuo con la cura di questa pianta.